Nella nostra tradizione biblica consideriamo anche il libro di Daniele come un profeta e abitualmente lo consideriamo il quarto dei grandi profeti scrittori, dopo Isaia, Geremia ed Ezechiele. In realtà però il libro di Daniele è diverso da quello degli altri profeti. Il personaggio stesso di Daniele non può essere considerato storico. È un personaggio letterario, una figura che è stata ripresa dalle tradizioni antiche come un emblematico saggio, e la sua vicenda viene utilizzata in epoca molto tarda per veicolare un messaggio apocalittico. Il libro di Daniele non è stato scritto da Daniele. È importante distinguere Geremia ed Ezechiele, personaggi storici con una vicenda precisa, databile, da Daniele, figura letteraria, personaggio di un'opera apocalittica, cioè rivelatrice. Chi ha scritto il libro di Daniele viveva nel secondo secolo a.C., verso la metà del secolo, durante il periodo della oppressione dei Greci, quando l'impero ellenista dei Seleucidi di Siria conquistò Gerusalemme e cercò di imporre a forza la cultura ellenista. I greci avevano un po' questa mania di civilizzare il mondo e consideravano barbari gli ebrei, legati a vecchie superstizioni religiose, cercavano di civilizzarli e di far perdere loro quelle abitudini antiquate. Molti israeliti del secondo secolo si adattarono alle mode e seguirono i moderni, che erano i greci. Qualcuno però ostinatamente rimase fedele alle antiche tradizioni. Proprio un movimento di fedeli, in ebraico si direbbe chassidim, devoti, fedeli, compose il libro di Daniele per educare le giovani generazioni alla resistenza, per insegnare la necessità di conservare fedelmente le proprie tradizioni religiose. Quel movimento dei Chassidim era influenzato fortemente dal pensiero apocalittico, cioè un nuovo modo di pensare teologico in cui si vedeva la corruzione universale del mondo e si aspettava intensamente l'intervento di Dio come Salvatore. Semplificando,
possiamo dire che i Chassidim apocalittici annunciavano l'imminente intervento di Dio che avrebbe capovolto la situazione, eliminando quella oppressione malvagia per creare un nuovo regno dei buoni, dei fedeli, dei Chassidim, appunto. Una pagina particolarmente grande nel libro di Daniele è il capitolo 7, che vogliamo leggere soprattutto perché introduce il personaggio del figlio dell'uomo, un termine tecnico che Gesù adoperò volentieri per qualificare se stesso. Allora, inquadriamo l'intero capitolo e cerchiamo di comprenderne il messaggio, ricordando che si tratta appunto di un testo apocalittico, cioè rivelatorio. Apocalisse non significa distruzione, catastrofe, significa rivelazione. L'autore presenta il personaggio letterario di Daniele come uno vissuto durante l'esilio al tempo dei babilonesi, come se fosse contemporaneo di Ezechiele. È uno dei deportati, un saggio, giovane, israelita, fedele, osservante, che nell'ambito della corte babilonese ha una rivelazione. Nel primo anno di Baldassar, re di Babilonia, Daniele, mentre era a letto, ebbe un sogno e visioni nella sua mente. Egli scrisse il sogno e ne fece la seguente relazione. L'autore immagina di avere un documento in cui il vecchio Daniele, vissuto molti secoli prima, aveva messo per iscritto il suo sogno, un sogno rivelatore della storia. Gli apocalittici amano spiegare il senso della storia, però adoperano questo schema, si spostano indietro e spiegano tutto quello che è capitato fino al loro tempo. Il sogno di Daniele, ambientato durante il regno dei Babilonesi, spiega le vicende storiche che si sono succedute dal VI secolo fino al secondo avanti Cristo e si ferma proprio al momento in cui gli autori compongono il testo. Quindi dà l'impressione di prevedere il futuro, ma di fatto spiega il senso del passato, spiega le vicende di quei 4 secoli intercorsi dall'esilio alla oppressione ellenista. Io, Daniele, guardavo nella mia visione notturna ed ecco, i 4 venti del cielo si abbattevano impetuosamente sul mare grande e 4 grandi bestie, differenti l'una dall'altra, salivano dal mare. Immaginiamo dunque un sogno. Daniele sta raccontando un sogno notturno, un sogno significativo, pieno di immagini, tutte costruzioni allegoriche. È un autentico trattato di interpretazione dei sogni. Ha sognato il mare grande, quello che noi chiamiamo mar Mediterraneo. Un mare notturno, sbattuto dal vento, dai 4 venti. Un mare tempestoso in tutte le direzioni
e da questo caos marino primordiale emergono 4 bestie, 4. Il 4 è un tipico numero di totalità cosmica. Abbiamo i 4 venti, 4 punti cardinali, 4 angoli della Terra. 4 bestie, non animali reali, figure simboliche, mostruose, che escono fuori dal mare, perché il mare è immagine del male. Da questo caos, dal mondo caotico, vengono fuori delle bestie. 4 mostri che rappresentano 4 imperi, i 4 grandi regni che si sono succeduti storicamente dall'epoca dell'esilio all'epoca in cui vive l'autore del libro. La prima bestia era simile a un leone e aveva ali di aquila. Mentre io stavo guardando, le furono strappate le ali e fu sollevata da terra e fatta stare su 2 piedi come un uomo, e le fu dato un cuore d'uomo. Questa bestia rappresenta l'impero babilonese. È la figura stessa di Nabucodonosor, il distruttore di Gerusalemme, il re contemporaneo, secondo lo schema letterario, di Daniele. Ma dopo viene una seconda bestia, simile a un orso, la quale stava alzata da un lato e aveva 3 costole in bocca fra i denti, e le fu detto: su, divora molta carne. Un'altra bestia carnivora è l'impero dei Medi, che è subentrato al potere babilonese. Dopo di questa, mentre stavo guardando, eccone un'altra, simile a un leopardo, la quale aveva 4 ali d'uccello sul dorso. Quella bestia aveva 4 teste e le fu dato il potere. Rappresenta l'impero persiano. Dopo i babilonesi e i Medi presero il potere i persiani. Le ali, le teste hanno dei riferimenti concreti alla storia della organizzazione di quegli imperi. È la successione del potere umano. Finito un regno ne comincia un altro. L'egemonia del mondo passa da un popolo all'altro, ma, notiamo l'elemento costante in questa visione, sono tutte bestie. Bestie strane, bestie forti, bestie carnivore, leone, orso, leopardo, capaci di volare, capaci di stritolare e mangiare, ma bestie. L'autore sta dicendo: il potere umano passa di mano in mano, ma sempre bestiale rimane. Naturalmente il vertice è la quarta bestia. Dopo di questa stavo ancora guardando nelle visioni notturne ed ecco una quarta bestia, spaventosa, terribile, d'una forza straordinaria, con grandi denti di ferro, divorava, stritolava, e il rimanente se lo metteva sotto i piedi e lo calpestava. Era diversa da tutte le altre bestie precedenti e aveva 10 corna. Chi rappresenta questa quarta bestia? Il potere contemporaneo all'autore che scrive. L'impero ellenista di Siria. Sono i greci, sono i peggiori di tutti dal punto di vista dell'ebreo oppresso nel secondo secolo a.C.
Dopo i babilonesi, dopo i medi, dopo i persiani, sono arrivati i greci. E l'impero greco è la bestia peggiore che ci sia. Non solo mangia, ma quel che non riesce a mangiare lo mette sotto i piedi e lo calpesta. È l'esperienza di una popolazione che si sente umiliata, calpestata nei propri diritti. Questa bestia ha 10 corna. Le corna, nel linguaggio simbolico orientale, rappresentano il potere. Un corno è in genere simbolo di un re. Non si può pretendere un riferimento storico preciso. Il 10 è un numero di completezza. 10 corna vuol dire tanti re che si sono succeduti per parecchio tempo. Quindi una situazione ormai strutturata, una bestia con 10 corna. Gli animali che hanno le corna ne hanno 2. Questa è una bestia particolare. Tutti i momenti ha un corno nuovo. Sono i vari re che si sono succeduti. Stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro corno, più piccolo, davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte. Vidi che quel corno aveva occhi simili ad un uomo e una bocca che proferiva parole arroganti. In mezzo alle 10 corna ne spunta un altro, un cornino, con gli occhi di uomo e la bocca che parla con prepotenza. Questo è un autentico ritratto del re contemporaneo all'autore che scrive. È proprio quel re Seleucide che occupò Gerusalemme e costrinse alla ellenizzazione gli ebrei, uccidendo quelli che opponevano resistenza. Si chiama Antioco IV Epifane. Questo è un dato storico. L'autore sta descrivendo con immagine allegorica un sogno che dice avuto 4 secoli prima dalla figura leggendaria di Daniele, ma sta descrivendo la propria situazione concreta. Sta parlando di quella bestia del re che comanda al suo tempo. È un cornino arrogante che è spuntato sulla bestia greca. Ha fatto fuori 3 corna. Sono riferimenti concreti alla storia politica, ai colpi di Stato. Ma in quella situazione caotica e bestiale si apre uno squarcio di luce e di speranza. Io continuavo a guardare quando ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. Cambia scena. Sul mare caotico da cui spuntano le varie bestie si solleva lo sguardo alla sala del trono. Il veggente contempla, come avevano fatto prima di lui altri profeti, la sala del trono divino e vede colui che è seduto sul trono. La traduzione vegliardo non mi piace un granché. Questo testo è in aramaico, è uno dei rari passi dell'Antico Testamento conservati in aramaico. Ebbene, in aramaico si adopera questo giro di parole, antico di giorni. Anche se non è comprensibilissimo, potremmo mantenerlo. È un'espressione originale, strana. Mettiamola fra virgolette. L'antico di giorni. Capiamo cosa vuol dire. È quello che viene dall'antichità.
è quello che noi chiamiamo il Padre Eterno, proprio col senso della provenienza dalla notte dei tempi. L'antico di giorni si sedette sul trono. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un trono di fuoco con le ruote per muoversi, come quello che aveva visto Ezechiele, ma la presenza e la figura dell'antico di giorni è caratterizzato dal bianco. È il colore della luce, della vita, della trascendenza, dell'eternità, della giustizia. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. Dal trono di fuoco sgorga un fiume di fuoco. 1000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Non c'è solo colui che siede sul trono, c'è una corte immensa. Provate a moltiplicare 1000 per 1000 e poi 10.000 per 10.000. Avete un risultato di milioni. Sono gli angeli che compongono la corte celeste. Sono loro che hanno in mano le sorti del mondo. Aprono i libri, la corte si siede e si fa giustizia. Continuavo a guardare a causa delle parole arroganti che quel corno proferiva e vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato a bruciare nel fuoco. Alle altre bestie fu tolto il potere e la durata della loro vita fu fissata fino a un termine stabilito. L'intervento di Dio pone fine alla prepotenza dei poteri umani. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino all'antico di giorni e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Vertice di tutto il sogno e della visione è la comparsa di un figlio d'uomo sulle nubi del cielo. I regni terreni sono stati paragonati a bestie mostruose e violente. Il regno di Dio, il modo di comandare divino, ha il volto umano. È uno simile a figlio d'uomo, colui al quale l'antico di giorni affida il potere universale. Dunque, l'espressione figlio dell'uomo significa propriamente figura umana, ma viene usata in questo contesto come una allegoria per qualificare il potere dal volto umano, corrispondente al progetto di Dio. È il contrario di bestiale. Ma dal momento che questo figlio d'uomo viene sulle nubi del cielo, non significa un essere terreno, bensì un essere celeste. L'espressione figlio dell'uomo, dunque, indica una figura
trascendente che appartiene all'altro mondo, un essere misterioso, indescrivibile. È la concretizzazione del potere divino, un potere veramente umano che rispetta l'uomo e realizza l'uomo. A lui viene dato tutto il potere di Dio. A lui servono tutti i popoli. L'autore del libro di Daniele, con questo sogno, annuncia l'imminente intervento di Dio che porrà fine al potere bestiale degli uomini per offrire il regno di Dio realizzato concretamente sulla terra. Quando Gesù adopera il termine figlio dell'uomo per parlare di sé, fa intenzionalmente riferimento a questo testo. Quando annuncia che il regno di Dio è qui, quando annuncia di essere il figlio dell'uomo, sta dichiarando che veramente in quel momento Dio interviene nella storia e cambia la situazione. La sua vicenda di figlio dell'uomo, personaggio glorioso e trascendente, sarà identificata però con quella del servo sofferente, dell'uomo dei dolori, come Geremia rifiutato e disprezzato, non semplicemente uno che cammina sulle nuvole e che schiaccia gli altri. La differenza di questo potere umano rispetto alle bestie che mangiano e distruggono sta nel fatto di dare la propria vita e di cambiare il cuore dell'uomo dal profondo. Con altro linguaggio, l'autore di Daniele annuncia nell'intervento del figlio dell'uomo la nuova alleanza, come aveva annunciato Geremia ed Ezechiele. È il cambiamento del cuore, reso possibile solo dall'intervento di Dio, che dona tutto se stesso, e nell'opera pasquale di morte e di risurrezione cambia il senso della storia.